Per quanto è successo a Sederiano, quindi per quanto ho vissuto nel mio piccolo, credo che insomma, se la criminalità, la mafia si chiama criminalità organizzata e quindi ha una sua struttura, allora anche noi società dobbiamo organizzarci. Perché se a Milano, nel momento in cui il prefetto diceva che la mafia non esisteva, negli stessi giorni al circolo Arci di Padre Naldugnano, titolato Falcone Borsellino, sotto la foto dei due magistrati si svolgeva un summit di 'ndrangheta con Pino Neri, cosiddetto capo dei capi della Lombardia, che riuniva le famiglie di 'ndrangheta per prendere decisioni su come spartirsi il territorio. E Pino Neri non era il classico mafioso, appunto come lo storico mafioso con la giacca di velluto o la coppola in testa. Pino Neri è un avvocato tributarista e quello che sta succedendo in Lombardia oggi è che l'affiliazione non va soltanto a colpire le classi più deboli, che possono essere quelle più propense al facile guadagno, quindi carpentieri, padroncini, autotrasportatori, piccoli imprenditori edili, ma anche la cosiddetta classe dei professionisti. Abbiamo un capo dei capi che è Pino Neri, avvocato tributarista, ma abbiamo un accusato di 416 bis, quindi associazione a delinquere di stampo mafioso, che è un ex direttore sanitario dell'ASL di Pavia. Quindi è veramente un fenomeno che va a colpire la società nella sua totalità. Quindi un primo passo può essere quello di saper ben distinguere e ben descrivere ciò che realmente oggi è la 'ndrangheta in Lombardia, al di là dei massimi sistemi delle elezioni e delle elezioni delle varie commemorazioni. Quindi sapere ben distinguere cosa oggi è mafia nella vostra regione, nella mia regione e in tutta l'Italia. E poi soprattutto non è proprio così raro venire a contatto con un tassello di una cosca mafiosa. In Lombardia ogni bar, anche le pasticcerie, i ristoranti sono pieni colme di slot machine, quindi le macchinette del gioco d'azzardo. Ad esempio a Sedriano la cosca dei Musitano, che si è infiltrata in comune, quindi che ha manomesso gli appalti pubblici, la cosca che ha interagito con i politici per la gestione del territorio, è quella che fa capo agli Grillo Mancuso e il Musitano. E il Musitano regolarmente, quindi hanno un negozio assolutamente legale per la legge italiana, loro sono imprenditori di slot machine. E questo mercato lo attestano le forze dell'ordine, lo attestano appunto le indagini della magistratura, che in parte è legato alle cosche. Poi nella mia zona ci sono i Valle Lampada, quindi ci sono queste indagini, insomma, storiche. Non è così difficile venire a contatto con piccoli tasselli di criminalità organizzata e non è così difficile decidere di non andare in un bar piuttosto che un altro, esattamente come non frequentare un locale notturno perché so che la sorveglianza butta fuori di quel locale notturno i bodyguard che vanno a dire tu con la camicia bianca puoi entrare, tu con la felpetta no, che questa classe lavorativa spesso, o almeno così accade in Lombardia, sono arruolati dalle cosche mafiose, quindi anche questa parte dell'economia è legata alle cosche. Non è così difficile avere contatti con tasselli di economia, quindi di riciclaggio, e non è neanche così difficile dire non vale in un posto piuttosto che un altro. È sempre una questione di scelta e di coscienza, che poi al di là ecco, a me piace parlare di mafia e di antimafia, non di ciò che è legale e ciò che non è legale, perché è venuto ospite da noi a parlare poco tempo fa Don Colmegna della Caritas di Milano, e lui dice sono un prete illegale perché nella mia casa sfamo dei clandestini, quindi io gli do un cibo, un piatto, un tetto sotto cui dormire, sfamo dei clandestini e quindi sono un prete illegale. Esattamente come secondo insomma, il mio parere è assolutamente illegale che lo Stato italiano spenda 100.000 euro al giorno per una grande opera quale la TAV e che denunci per terrorismo delle persone dai 20 ai 70 anni che stanno a difendere un proprio territorio.
E quindi è importante oggi parlare di mafia e antimafia, e poi soprattutto una critica anche a noi giornalisti. Spesso parliamo molto degli arresti, pubblichiamo le foto dei mafiosi, quindi ci concentriamo sempre sul lato brutto della nostra società. Io spero che appunto prossimamente ad ogni articolo in cui noi giornalisti parliamo di criminalità organizzata se ne affianchino altri 10 in cui raccontiamo delle belle esperienze con giovani, con ragazzi, con pezzi di società sana in cui si fa antimafia, perché appunto, se come diceva è lo stesso concetto di bellezza di cui parlava Peppino in passato. È giusto parlare della bellezza della nostra società ed è giusto raccontare ad esempio di incontri come questi che fanno assolutamente bene.